Lucia Palermo, consigliere comunale indipendente del Comune di Agrigento, chiede la convocazione di un consiglio straordinario aperto sui migranti fantasma e sicurezza in città al fine di ridare la giusta serenità ai nostri cittadini. Ecco, secondo te i nostri cittadini sono poco sicuri? Ha usato un termine fondamentale, serenità. Noi siamo sempre stati una popolazione propensa all'accoglienza e così dobbiamo rimanere. Il problema oggi è diverso, noi parliamo di una mancanza di controllo su chi arriva a casa nostra, nella nostra città, sul nostro territorio, ed è un problema diffuso. Oggi le segnalazioni fatte da tutta una serie di fasce della nostra popolazione, ovvero le fasce più deboli, parliamo degli anziani, parliamo delle donne, dei ragazzini, che chiedono di poter vivere in sicurezza, ci fa alzare il livello di allarme e di attenzione. Non possiamo tralasciare tutti i vari comunicati di sbarchi fantasma e quello che noi vediamo in giro per la città, perché effettivamente è una presenza sempre più numerosa. Ecco, il problema sta proprio in questo. Noi abbiamo bisogno di sostenere le già attive forze dell'ordine con un'azione politica che sia coadiuvante di quello che è un fenomeno che attualmente c'è, è uscito fuori dal nostro controllo. Ora, il problema sollevato in questo periodo dalla situazione reale che stiamo vivendo è un problema che può vedere e deve vedere la presenza di tutte quelle figure politiche a più livelli che hanno dimenticato l'affezione verso la politica, ricordando solo l'attaccamento alla poltrona. Di cosa sto parlando? La presenza sul territorio. Io ho letto in alcuni commenti che non si fanno più i comizi, ecco, c'è il distacco e la gente lo sente, soprattutto in temi quali sono quelli della paura. Noi non possiamo permettere una controreazione da parte di chi sta chiedendo aiuto, cioè dai nostri cittadini. Abbiamo bisogno di fare un consiglio straordinario aperto e do responsabilità nel convocarlo con urgenza alla conferenza capigruppo e al Presidente del Consiglio Daniela Catalano, perché la situazione c'è il rischio che possa sfuggire di mano e questo non lo possiamo permettere.